Slovenia, il sindaco di San Peter. Guardate, guardandovi così mi verrebbe da dire: questi sono i colori della sicurezza. E vi voglio ringraziare sinceramente della vostra generosità, del vostro impegno, di quel lavoro che ha consentito anche ieri al Presidente della Regione che io accompagnavo di vedere riconosciuta l'importanza di questa cultura straordinaria, niente po' di meno che dal Commissario europeo della Protezione Civile. Questo è il frutto di una lunga storia. È una lunga storia che nasce dalla tragedia del 76 con la sapienza e l'intelligenza di Giuseppe Zamberletti, al quale si sono unite la straordinaria generosità del nostro popolo, le forze dello Stato, vedo molte forze dell'ordine e le voglio ringraziare oltre che salutarle qui con noi, questa alleanza straordinaria tra lo Stato, la Regione, i comuni, i sindaci e la nostra esperienza. E credo che ieri ho ascoltato un commissario europeo davvero sincero e oserei dire quasi sbalordito nel vedere gli investimenti in tecnologie, in strumenti e la organizzazione di questo nostro sistema che risponde proprio a questi colori. C'è stato un periodo in questa regione dove si voleva semplificare operazioni come quelle che avete fatto voi oggi in questi giorni, quasi come se fosse uno spreco. E allora a coloro che possono avere ancora il minimo pensiero rispetto a questo, vorrei dire con fermezza che questo lavoro che viene fatto, che tutte le risorse che sono state investite oggi consentono a questa regione di affermarsi come un modello riconosciuto in tutta Europa. E questo a beneficio di chi? Di chi sa che un domani forse potrebbe accadere quello che nessuno di noi vorrebbe accadesse. E le condizioni del cambio climatico ci hanno portato alla prova, a una dura prova di quello che è accaduto nell'ottobre scorso. La nostra macchina ha reagito in un modo esemplare. Siamo stati in grado di attivare i meccanismi di allerta che ci hanno consentito di capire quello che stava accadendo. E quindi, oltre al grande lavoro dei volontari che io davvero voglio di nuovo ringraziare, consentitemi di ringraziare anche quello straordinario gruppo di tecnici che è guidato dall'ingegnere Aristei, che in maniera silenziosa, erede di importanti esperienze anche di coloro che l'hanno preceduto, che hanno saputo mettere a fuoco quello che stava accadendo. Era 30 anni che non veniva giù quell'acqua, quel vento che ha fatto cadere 700.000 metri cubi di patrimonio boschivo. Non eravamo abituati a queste cose. Abbiamo saputo reagire. Oggi siamo davanti a un'altra grande sfida. Zamberletti ci insegnava che il problema non era l'emergenza, il problema più grosso era il post-emergenza, quindi la capacità di ricostruire. E quindi noi oggi siamo impegnati in quel lavoro che, grazie a uno sforzo importante della Regione, ha visto riconosciuto dallo Stato importanti risorse, che andranno anche a beneficio della qualità e degli ulteriori investimenti che noi dovremmo fare per consentire ai nostri sindaci e ai nostri assessori di poter avere a disposizione tutti gli strumenti che consentono loro di garantire la maggiore sicurezza, che guardate, è straordinariamente diversa nei diversi territori che oggi noi riusciamo ad osservare, perché questa è una regione piccola, ma è una regione che ha una condizione morfologica completamente diversa. C'è il rischio dell'isonzo, c'è il rischio della montagna, c'è il rischio dell'incendio, ci sono diversi rischi. E ogni volta che noi ci troviamo in diverse situazioni, in diversi luoghi dove questo straordinario esercito almeno 1-2 volte per settimana si riunisce per addestrarsi e per garantire quelle condizioni di sicurezza grazie all'impegno, al lavoro e alla formazione che fanno. E quindi questo è l'elemento vincente. Quando il sindaco di Berna butta via la cravatta, vuol dire che è anche lui sul campo, è anche lui lì, cioè, e questa è la forza,
Questa è una forza importante, perché ci consente di dire che non c'è differenza nel momento in cui affrontiamo il tema dell'emergenza, che è un tema sconosciuto, che continuerà ad essere sconosciuto nei particolari e soprattutto per gli effetti nel tempo e del tempo nel quale si possono verificare. Allora, chiamo il comando provinciale di Gorizia del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a cui consegniamo l'attestato. Grazie Assessore. A questo punto chiamiamo l'Arma dei Carabinieri con il comando provinciale di Gorizia. Prego Sindaco. Vai. Polizia di Stato, Questura di Gorizia. Guardia di Finanza, Comando Provinciale di Gorizia. A questo punto abbiamo Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Protezione Civile Regionale, abbiamo al direttore, quindi io direi il sindaco, che sono in casa. Gli amici del Corpo Forestale Regionale, l'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Trieste e Gorizia, Ufficio Decentrato delle Foreste di Gorizia. Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, l'azienda sanitaria Bassa Friulana Isontina. Faccio io. Molto piacere, visto che abbiamo collaborato con pochi ieri. Protezione Civile Comune di Schempeter-Vertoiba. Sindaco, io direi puoi dare tu al rappresentante. Gaseilzi, Schempeter-Vertoiba. Direttore. Veniamo ai gruppi comunali: Comune di Cormons, Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile. Comune di Gradisca di Sonzo, Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, sempre il nostro assessore regionale. Associazione Nazionale dei Carabinieri, Nucleo di Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia. Associazione Nazionale degli Alpini, sezione di Gorizia. Associazione Nazionale degli Alpini, Gruppo Protezione Civile di Lucinico, che è una frazione di Gorizia, che ci ha aiutato dal punto di vista logistico. Sindaco, io penso che... Ho ancora autonomia anche a Lucinico. Ciao caro, grazie. I cinofili con l'Associazione Culturale Sportiva Dilettantistica del Corpo Forestale Regionale del Friuli Venezia Giulia. Adesso l'associazione che ci ha permesso di parlare in questi giorni, Associazione Radioamatori Italiani, sezione di Gorizia.
Confraternita di Misericordia di Cormons. Croce Rossa Italiana, Comitato Locale di Gorizia. Istituzionale. Croce Rossa Italiana, squadra OPSA, Croce Rossa Italiana Friuli Venezia Giulia. Croce Verde Goriziana. E adesso, per ultimi, ovviamente non per ultimi, il gruppo comunale volontari di protezione civile e antincendio boschivo di Gorizia, ovviamente la menzione speciale per l'organizzazione delle esercitazioni di protezione civile. Grazie. Chiedo all'assessore regionale. E a chiusura di questa giornata, di questa cerimonia, io mi sento veramente non solo in obbligo ma anche orgoglioso di salutare e ringraziare i dipendenti comunali che ci hanno accompagnato, aiutato, hanno collaborato in questi giorni di manifestazione, perché ovviamente anche la loro attività è stata essenziale e abbiamo capito, soprattutto ieri, quanto importante sia la loro presenza e la loro attività. Bene. Quindi a questo punto io direi, Sindaco, la cerimonia è conclusa e invitiamo tutti quanti i nostri amici a un piccolo brindisi che abbiamo preparato qua dietro di noi. Grazie e alla prossima.